Siamo alle dopopartite della sfida tra Cavalieri e Crociati, 13-0 è il risultato finale, vittoria, e questo era l'importante, era importantissimo tornare a camminare, a marciare in maniera spedita, anche visti i risultati degli altri campi, con il pareggio del Calvisano boccato a Mogliano, insomma 2 punti conquistati sulla seconda in classifica. Sì, sì, importante, era importante vincere, poi insomma tutti questi fattori esterni che sono successi oggi tra il campo e la pioggia, insomma diventa difficile veramente non giocare a rugby, ma semplicemente stare in piedi su un campo così, quindi sì, detto bene te, era importante vincere, insomma il divario probabilmente era molto più ampio, però più di dominare in mischia e prendere quasi di continuo calcio a favore e provare a impegnarsi, a stare in piedi, non si poteva fare, quindi abbiamo avuto un po' di sfortuna al primo tempo, dove abbiamo purtroppo preso campo a sfavore vento, e quello ha aiutato un po' più i Crociati, che sono stati bravi, hanno fatto insomma la loro parte da quello che potevano fare, quindi niente da dire, insomma questo è un po' tutto, non c'è grandi cose da dire o commentare, anche l'analisi video sarà un'analisi molto breve, perché insomma dettagli qua non so nemmeno chi era Crociati e chi era Cavalieri, quindi anche lo stesso Riperini penso abbia avuto grosse difficoltà a valutare eventuali falli da una o dall'altra parte, perché erano giocatori irriconoscibili, quindi anche quello insomma non ha aiutato l'arbitro, ecco. Condizioni climatiche molto difficili, campo veramente condizioni pessime, come dicevamo vento, pioggia, tanto a disturbare, e in effetti a un certo punto non si vedeva neanche più i numeri dei giocatori in campo. Sì, no, guarda, si era paventata anche una possibile rimandare questa partita per impraticabilità del campo, ma poi insomma abbiamo deciso di giocare perché poi diventa non c'è soste, quindi recuperarla sarebbe stato difficile in mezzo alla settimana, insomma è un momento molto importante, sotto l'aspetto fisico, insomma nel finale si sa, conta molto anche quello che è stato programmato, questo insomma, non andava sicuramente a vantaggio nostro, ma credo neanche dei Crociati, che dovrebbero, insomma anche loro hanno un bel finale caldo, quindi abbiamo giocato, insomma è andata come è andata, oggi è andata bene, abbiamo vinto, quindi insomma l'importante era quello. Senti Andrea, prendiamoci questi 4 punti, passiamo una buona Pasqua e poi inizieremo a pensare a quelli che sono i prossimi appuntamenti. 2 trasferte consecutive con Lazio e Viadana che daranno un po' le dimensioni per quelle che sono le possibilità dei Cavalieri, anche di arrivare magari più su dell'attuale terzo posto in classifica. Sì, credo dopo Viadana insomma, si riesca un po' a fare insomma, dei conti un po' più precisi. La sfida di Lazio sicuramente è la sfida più importante di queste ultime 5 partite, perché insomma, la partita che potrebbe probabilmente darci quasi matematicamente l'arrivo in queste prime 4. Perdere a Roma complicherebbe un po' la strada, e poi come dicevi te a Viadana, certo, vincere a Viadana insomma, sarebbe importante, però ti ripeto, aspettiamo Viadana, poi lì anche in base agli altri sconti diretti c'è anche insomma, ancora qualche sfida importante tra Padova, Mogliano e Calvisano, insomma dobbiamo scontarci tutti adesso, perché anche Viadana ha 4 sfide impegnative, e quindi anche loro insomma tra 2 giornate ci ritroviamo qua e vediamo di fare un po' i conti in modo migliore.